Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. L'Etna torna a farsi sentire dopo 6 mesi di apparente quiete, nuova eruzione dal cratere centrale. Per gli esperti si tratta solo di attività moderata. A Sferracavallo torna l'incubo delle risse della Movida, i residenti della borgata marinara di Palermo terrorizzati dalla possibile presenza di bulli e baby gang durante la stagione estiva. Concluse le indagini della Procura di Catania per i 29 coinvolti nell'inchiesta Pandora, tra questi c'è anche l'ex vicepresidente della regione Luca Sammartino, un punto di snodo fondamentale in vista di un rimpasto complesso nella giunta Schifani. Catania al via la prima fase della pedonalizzazione della piazza del Castello Ursino. Soddisfatto il sindaco, ma restano le lamentele di alcuni residenti. Geolier travolge Messina, in Sicilia prima tappa del tour dell'artista napoletano davanti a oltre 20.000 spettatori. Cinema Carla Signoris e Francesco Pannofino protagonisti alle Olie ricevono il premio Turisi durante la seconda serata del Mare Festival a Salina. Calcio, il Palermo alle prese con il nodo Brunori, il capitano rosanero conteso da diversi club di Serie A. Fine settimana decisiva a Catania per gettare le basi per la sessione estiva del mercato. A Messina manca ancora il direttore sportivo. A Trapani in campo a Campobasso contro il Grosseto oggi per la finale scudetto dilettante. Ancora buongiorno, dopo 6 mesi di quiete l'Etna torna a farsi sentire, soprattutto a farsi vedere con un'attività stromboliana dal cratere centrale, nonostante gli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia parlano di attività moderata. Il vulcano continua a regalare immagini suggestive. Emanuela Corsi. Dopo mesi di quiete l'Etna torna a farsi sentire e a dare spettacolo. Negli ultimi giorni è ripresa l'attività stromboliana dalla bocca che si è aperta recentemente all'interno del cratere centrale del vulcano, anche se in forma moderata. Queste sono le immagini girate dal local team ad alta quota, nelle quali si osservano brandelli di lava e cenere mescolata alle emissioni gassose. L'aspetto importante da segnalare è che comunque tutti i parametri di monitoraggio, soprattutto quelli geochimici e quelli geofisici, non indicano nessuna variazione rispetto ai mesi precedenti. Quindi siamo in una fase di lenta e graduale ripresa dell'attività eruttiva di questo vulcano. I pennacchi vulcanici, molto più visibili durante le ore notturne, sono l'ultimo degli spettacoli che il vulcano continua a regalare agli abitanti pedemontani e ai turisti. Poche settimane fa il suggestivo fenomeno degli anelli di vapore perfettamente sferici che si innalzavano da un piccolo cono eruttivo nel cratere di sud-est è diventato virale sul web ed ha attirato numerosi visitatori. Al Policlinico di Catania questa mattina sono state effettuate ulteriori verifiche con i Vigili del Fuoco e la squadra tecnica aziendale che hanno confermato il pieno superamento delle criticità riscontrate ieri, quando per la presenza di vapori scaturiti da una perdita di gasolio da un gruppo elettrogeno che si era attivato per un distacco dell'energia elettrica si era resa necessaria l'evacuazione del pronto soccorso. Fondamentale è stata la disponibilità, oltre che del San Marco di Librino, dell'ospedale di Acireale e dell'azienda ospedaliera Cannizzaro e dell'Arnas Garibaldi, che hanno accolto alcuni pazienti tramite il trasferimento del servizio di soccorso coordinato dal 118. Il pronto soccorso del Policlinico adesso è pienamente operativo. Queste sono le immagini appunto di ieri. Abbiamo paura che possa ripetersi quello che è successo l'anno scorso. I residenti della borgata marinara palermitana di Sferracavallo tornano ad alzare la voce dopo le risse e la violenza della scorsa estate. Marco Gullà. Risse, colpi di bastoni e tavoli per aria era quello che succedeva l'anno scorso a Sferracavallo in ogni weekend. I primi episodi inquietanti degli ultimi giorni hanno nuovamente messo in allarme i residenti della borgata marinara palermitana. Il timore è che tutto possa ripetersi, offuscando quello che di buono è stato fatto fino adesso per Sferracavallo. Passeggiando sul lungomare di questa località,
tutto è in ordine. Residenti e non solo si godono il mare finalmente non inquinato, ma al tramonto la sregolatezza della Movida può far indossare un abito diverso alla borgata marinara. Quest'anno deve essere l'anno della rinascita per Sferacavallo, perché appunto l'anno scorso abbiamo avuto quegli episodi di violenza in piazza Beccadelli che sono stati devastanti. Furti e momenti di agitazione nei giorni scorsi. I residenti di Sferacavallo vogliono che si alzi il livello di guardia. Per questo chiediamo il controllo del territorio, l'alto impatto. Ora da 2 giorni abbiamo visto posti di blocchi all'ingresso di Sferacavallo e questo è importante, ci vuole il presidio. E infine capitolo acque, c'è più il divieto di balneazione? Finalmente il mare di Sferacavallo è pulito, quindi questo è l'anno della proprio rivincita. L'anno scorso siamo stati penalizzati anche sotto questo aspetto, insomma sta partendo bene la stagione. A Palermo un uomo di 53 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Villa Sofia. È stato aggredito in un condominio in Viale Strasburgo da un cane che lo ha azzannato e provocato gravi ferite al braccio e al torace. Soccorso da alcuni residenti e poi dai sanitari del 118 è stato trasportato in ospedale e ha subito numerosi punti di sutura per le medicazioni delle ferite. Adesso la politica concluse le indagini della Procura di Catania sulle presunte infiltrazioni nelle istituzioni. Arrivano gli avvisi a 29 indagati, fra questi c'è anche l'ex vicepresidente della regione siciliana Luca Sammartino e questo diventa un punto fondamentale di snodo anche per la politica siciliana in vista di un rimpasto nella giunta Schifani. Il servizio è di Manlio Viola. Avviso di conclusione indagini per il vicepresidente della regione sospeso dagli incarichi e poi dimessosi Luca Sammartino nell'ambito dell'inchiesta Pandora su presunte infiltrazioni della mafia catanese. La procura etnea ha emesso il provvedimento per 29 persone, fra cui appunto Sammartino. Intanto l'esponente della Lega ha già presentato il suo ricorso difensivo al Tribunale del Riesame che lo tratterà il prossimo 26 giugno, pronunciandosi con tutta probabilità entro la fine del mese. Sarà un punto di snodo importante anche per il rimpasto nella giunta Schifani. Il presidente della regione aspetta proprio questa decisione del tribunale per decidere a sua volta se sostituire Sammartino dall'assessorato all'agricoltura che attualmente regge lui stesso ad interim. Ma i temi sul piatto in vista di un rimpasto che non arriverà prima di luglio sono ancora molti altri, a iniziare dalle richieste degli alleati interni alla lista di Forza Italia, fra cui c'è il Movimento per l'Autonomia, che ha fatto la sua battaglia per Caterina Chinnici e ora chiede un riconoscimento evidente, come dice senza mezzi termini il deputato autonomista Fabio Mancuso, ospite del Punto. Aspettiamo gli accordi regionali che vengono rispettati. Se noi dovessimo avere un deputato in più nelle prossime ore, nei prossimi giorni, o perché c'è una vittoria a Messina del deputato Luigi Genovese o perché c'è qualche aggregazione al nostro Movimento per l'Autonomia, ci aspettiamo che con 5 deputati 2 assessori vanno al Movimento per l'Autonomia. Ma dentro Forza Italia ci sono anche altre anime, ci sono i centristi di Noi Moderati con i 60.000 voti di Massimo Dell'Utri, ottenuti anche con l'appoggio di Cuffaro, e poi ci sono le 2 anime azzurre, quella della Sicilia occidentale di Tamaio e Schifani e quella della Sicilia orientale di Falcone, appoggiato da Miccichè. Tra Falcone e Tamaio. Falcone è appoggiato da 4 deputati regionali, ha ottenuto un risultato che è già numericamente superiore a quello di Tamaio. E in tutto questo c'è ancora da capire cosa porranno sul tavolo realmente, oltre le discussioni sulla stampa, Fratelli d'Italia e la Lega. E adesso andiamo a Catania perché è realtà la pedonalizzazione di piazza Federico II di Svevia, la piazza del Castello Orsino. Il sindaco Trantino dice è un passo da fare per una Catania evoluta e il Castello Orsino è una meraviglia da esplorare. È andato per noi Tonino De Mano. Quanto è bello il Castello Orsino senza auto? Guardatelo voi. Quindi finalmente il Castello Orsino ricomincia a respirare quell'area che ha conosciuto nel 1300. Era un passo inevitabile che dovessimo fare se vogliamo pensare a una città evoluta.
Gli scooter che scorrazzavano tra i turisti, le auto in sosta e in sosta selvaggia appartengono soltanto al passato. Il presente è l'immagine che vedete con il Castello Ursino che si erge maestoso, dove i turisti passeggiano liberamente godendosi la bellezza della piazza, finalmente pedonalizzata. Niente più auto attorno per effetto di una scelta coraggiosa dell'amministrazione Trantino che comunque richiederà tempo per essere assimilata. Una svolta epocale in nome di un'attrattività turistica e culturale di cui lo stesso Trantino ne va fiero. La gente viene a Catania per conoscere, per esplorare, per avere notizia di tutti i segreti che si annidano fra le sue pietre e non più semplicemente per guardare qualcosa, scattare una foto e andare via. Ogni cambiamento ha un costo. Il processo di pedonalizzazione è un processo lento, graduale, che in tutte le città ha visto delle rimodulazioni progressive delle iniziali regole e questo dobbiamo farlo anche a Catania. E non sono mancate le lamentele di commercianti e residenti che si sono trovati la macchina con la multa o sul carro attrezzi o altri ancora che si sono visti ridurre drasticamente i posti auto nel perimetro del castello. Le macchine, dove le dobbiamo mettere queste macchine? Sono state individuate 2 zone, una con l'interdizione H24 alle auto ed un'altra con la chiusura al traffico limitatamente alle ore serali e notturne nei giorni feriali, senza limiti orari di pedonalizzazione solo nei giorni festivi e le domeniche. 8 i varchi elettronici che controllano l'accesso. Da oggi è attiva la fase di pre-esercizio che avrà una durata di 30 giorni. In Sicilia boom di turisti ad inizio stagione, strutture alberghiere praticamente quasi tutte esaurite. Siamo stati a Ortigia tra visitatori, bagnanti e anche qualche buon gustaio che ha voluto appunto provare le prelibatezze dell'isola. È andato per noi Francesco Aloi. Anche se il sole è a fasi alterne, c'è chi durante la vacanza a Ortigia fa una sosta in spiaggia. Non si riesce a rinunciare al mare. Da dove arrivate? Da Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Avete già fatto il bagno? Sì, stamattina. Qui, come nelle altre località di mare, è tutto pieno. Le nuvole non frenano il caldo, anzi. Lasciando la spiaggetta di Callarossa ci spostiamo un po'. Il centro storico è pieno di turisti. La trovo molto bella e le persone sono molto più gentili che al nord, molto più disponibili. Chi non va al mare fa una passeggiata vista mare. Non c'è sole, quindi passeggiamo e non sudiamo. Abbiamo fatto un giro in barca di Ortigia, abbiamo visto la Grotta degli Innamorati. Tra i vicoli i palazzi trasudano storia, ma oltre a quello che fu c'è chi ama quello che è, come la cucina. Dolce o salato, poco cambia. In Sicilia non può mancare lui, l'arancino. Certo, l'arancino è buono, caratteristico della Sicilia. E oltre all'arancino c'è anche dell'altro. La granita col tuppo e il cannolo, le 3 cose preferite nostre. E ha detto tutto. Sul fronte temperature, da domani dovrebbe registrarsi un'altra impennata. Colonnini ancora su e caldo in aumento, un motivo in più per andare al mare. E intanto le auto sono colorate dalla sabbia del deserto. A Messina, ieri sera, la prima tappa del Tour di Geolier, l'artista napoletano, rivelazione a Sanremo, che ha riempito il suo luogo, insomma, con un live da oltre 20.000 spettatori. Ci è andato per noi Francesco Triolo. Un angolo di fuori grotta, trasferito in riva allo stretto, Messina ha accolto Geolier con un boato, la rivelazione, il campione di incassi dopo Sanremo, ha travolto con la sua onda partenopea gli oltre 25.000 fans arrivati da tutta l'isola per l'unica tappa, quella d'esordio, del suo tour in Sicilia. Un brano intenso, per sempre, del nuovo album ha aperto una scaletta tra pezzi nuovi e grandi successi come So Fly, Mone, Il Presidente, Sistar 2 e il brano del festival. La tappa messinese rappresenta una sorta di prova generale per i concerti già sold out che l'artista ai secondi gli ha programmato dal 21 al 23 giugno prossimi allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, e il suo repertorio va dalle storie di strada e d'amore alla denuncia sociale di ispirazione autobiografica, sentimenti, ci sono tanti giovanissimi, oltre 2 ore di concerto in cui ha cercato sempre il coinvolgimento del pubblico che ha risposto alla grande. Lo stadio messinese è caldo per un'estate che vedrà salire su quel palco Ultimo, Zucchero, I Negramaro, Sfera Ebbasta e Max Pezzali, un'estate di musica per tutti i gusti.
Ci sono le opere più iconiche e conosciute in tutto il mondo come quelle dedicate a Marilyn Monroe, a Liza Minnelli, i famosissimi self-portrait e la serie dei Flowers inaugurata a Modica, la mostra dedicata a Andy Warhol e alla pop art. Il servizio di Veronica Barbarino. Colori chiassosi, oggetti simbolo del consumismo americano, icone del mondo dei media, ritratti di star e la ripetitività delle immagini. Il vivace e caleidoscopico mondo della pop art e il suo re arrivano a Modica. È stata inaugurata presso l'ex convento del Carmine la mostra Andy Warhol and Pop Friends, un viaggio incalzante nell'eccentrico mondo del padre della pop art, attraverso anche le opere di un folto gruppo di amici artisti che hanno vissuto e condiviso con lui a New York il grande cambiamento artistico degli anni 60. 100 opere provenienti da fondazioni, archivi e importanti collezioni private che raccontano lo stile della popular art, semplice nella sua estetica ma capace di superare in fama persino le icone rappresentate. Vengono esposti dei lavori che hanno avuto contatti con l'Italia soprattutto negli anni '80, quindi abbiamo come alle mie spalle un'opera molto importante proveniente dalla Galleria Lucio Amelio di Napoli, con altre ovviamente 60 opere sempre su tutta la serie tematica di Warhol. Insieme a lui ho voluto riunire i suoi compagni, quindi partendo da Robert Rauschenberg a Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Roy Lichtenstein. Al taglio del nastro, ospite d'eccezione, l'artista David Boves, uno degli autori ancora in vita tra quelli in mostra, che ha condiviso la sua esperienza e il suo legame con Warhol e gli altri artisti esposti. Essere qui con tutti questi colleghi, come ho detto prima, è un'esperienza veramente commovente. La mostra organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi sarà fruibile fino al 13 ottobre. Continua la parata di star del cinema italiano sul palco del Mare Festival di Salina. Ieri Carla Signoris e Francesco Pannofino hanno ricevuto il premio Troisi durante la seconda serata del festival che si concluderà domani. Data per noi Eva Spampinato. Beh, l'approdo a Salina è stato magico, ma mi sembra di ripetere un po' le cose che dicono tutti, perché pare che questo posto abbia delle energie particolari. Devo dire che gli odori, la prima cosa, i profumi di quest'isola sono pazzeschi, poi la mia prima volta alle isole. Il fascino della fertile e rigogliosa Salina ha toccato il cuore di Carla Signoris, che ieri sera sul palco del Mare Festival ha ricevuto il premio Troisi per la sua brillante carriera da attrice, comica e conduttrice. Una signora del cinema italiano che ricorda Troisi e traccia l'eredità lasciata dalla sua comicità, un po' timida, un po' nostalgica. Quella sua aria sempre un po' bambina, il suo sguardo sempre un po' bambino che dice la verità, è una maschera a sé la sua, drammatica, malinconica, comica. Poi la costruzione della frase era una costruzione che preparava la risata senza dover per forza fare la battuta, era la leggerezza e poi la poesia. Ieri sul palco di Malfa, dove si celebra l'eccellenza del cinema italiano, rendendo omaggio all'attore scomparso 30 anni fa e al suo film Testamento, il postino, diventato simbolo di Salina, sono stati premiati anche il tenore messinese Alberto Urso e lo straordinario attore e doppiatore Francesco Pannofino. Ricevere un premio con quel nome è anche una responsabilità e è anche uno sprono ad andare avanti con più ardore. Ma lui era unico e irripetibile perché aveva una velocità di esecuzione, un grandissimo senso dell'umorismo e poi aveva quella voce, quell'aspetto, quel modo di parlare che lo rendeva unico. Purtroppo se n'è andato troppo presto. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa e poi il calcio. Ancora ben trovati, nella seconda parte del nostro telegiornale parliamo di calcio, anzi di calciomercato, perché adesso sono tutti pazzi per Matteo Brunori, il bomber del Palermo. Il capitano rosanero potrebbe lasciare il capoluogo per andare in un club di Serie A. Il servizio.
Tutti vogliono il capitano del Palermo. Matteo Brunori fa gol a moltissime squadre. L'attaccante rosanero, che ha manifestato voglia di andare via per tentare il salto in campionati più prestigiosi, ha diverse richieste di società. E in queste ore se ne sono aggiunte anche altre. Il bomber era seguito da Sassuolo, Genoa, Lecce ed Empoli, ma adesso si sono aggiunte alla corsa anche Pisa, Brescia e Verona. A breve cominceranno ad essere formulate le offerte. In odore d'addio anche il terzino Aurelio. Nonostante un contratto fino al 2027, l'ex Pontedera non ha convinto e si cercheranno dei sostituti che possano agire sulla fascia come Lund. O prestito o cessione a titolo definitivo, e al suo posto il profilo più valutato sarebbe quello di Liberato Cacace, che per il momento è comunque soltanto una suggestione. Il Palermo cerca inoltre rinforzi a centrocampo e il nome più caldo al momento è quello di Luca Mazzitelli. Il capitano del Frosinone era stato accostato ai rosanero anche in passate sessioni di mercato, ma ora potrebbe davvero concretizzarsi il trasferimento. Mazzitelli avrebbe infatti già dato il suo ok al passaggio in rosanero. La settimana che inizierà domani sarà fondamentale per alcune trattative che il club palermitano vuole definire. Catania e Messina, già operative sul mercato, attendono le ultime mosse societarie per poi dedicarsi alla rosa. In settimana il Catania chiuderà con Toscano, il nuovo allenatore, il Messina con il direttore sportivo Marco Carli. Allenatore e direttore sportivo, la base da cui partire, anche per Catania e Messina, che hanno concretizzato uno dei due tasselli, i rossazzurri con il DS Faggiano, biennale con opzione per il terzo anno, i giallorossi con l'allenatore Modica, che ha chiuso anche lui per un biennale, restando dunque legato alla piazza in cui ha centrato risultati importanti la stagione scorsa. Per etnei messinesi manca invece l'altro tassello, anche se ci siamo. Per quanto riguarda il Catania, la vicenda Toscano in panchina, come risaputo, e in conclusione, stabilita la chiusura del rapporto con il Cesena, mancano solo le firme e poi sarà Catania. Per quanto riguarda invece il DS del Messina, dovrebbe essere Agatino Chiavaro, dopo che Domenico Roma ha trovato l'accordo con il Foggia. L'ex direttore della Cireale e giocatore della CR è in vantaggio su Umberto Calaiò, ex di Licata e Marsala, passato dall'area scouting di Parma e Torino e dal ruolo di osservatore proprio a Messina tra il 2004 e il 2006. Saverio Provenzano dovrebbe occupare il ruolo di consulente del presidente, non di direttore generale. Tutto si risolverà con ogni probabilità la prossima settimana. Per dare il via ufficialmente al mercato, Catania e Messina, ognuna per i rispettivi traguardi, gettano le basi per una stagione che in chiave rossazzurra vuole essere quella del definitivo rilancio per puntare all'obiettivo Serie B. Adesso parliamo del Trapani, che è l'unica siciliana ancora impegnata con le gare ufficiali. Dopo la promozione in Serie C e la vittoria della Coppa Italia, adesso la squadra di Trapani cerca lo scudetto dei dilettanti. Oggi la finale con il Grosseto a Campobasso. A caccia del triplete, dopo la vittoria del campionato e della Coppa Italia, il Trapani cerca lo scudetto dei dilettanti. Oggi alle 18 la finale con il Campobasso, si gioca a Grosseto. Potrebbe essere la chiusura di una stagione che diventerebbe, oltre che straordinaria, penso irripetibile. Sappiamo il fascino già solo la parola scudetto, a prescindere che sia uno scudetto di Serie D, però sicuramente è qualcosa di bello, di insolito soprattutto. Una stagione da incorniciare senza dubbio. Il presidente Antonini, che promette una squadra ambiziosa anche per il prossimo campionato di Serie C, vuole fare proprio anche l'ultimo obiettivo dopo aver dominato il campionato. 94 punti, frutto di 30 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte. Un'intera stagione da imbattuti per i trapanesi, con solamente il Siracusa che ha provato fino a un certo punto a reggere il passo. Poi la Coppa Italia, la doppia finale col Follonica Cavorrano con il 2-0 nella gara di ritorno in trasferta dopo la sconfitta in casa, e adesso la finale scudetto dopo aver eliminato con 2 vittorie il Caldiero Terme. Di fronte 2 piazze importanti, anche il Campobasso vuole tornare in alto, ma il Trapani è a caccia di un'impresa storica. E dopo questo servizio che ricordava appunto la finale di Trapani, del dilettanti tra Trapani e Campobasso, che si giocherà appunto a Grosseto, noi chiudiamo questa edizione del telegiornale di oggi. Vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie e buon proseguimento di domenica a tutti.